della brigata di Cacciatore, quella storica brigata guidata dal battaglione Feltre, dal battaglione Piero Picadore, dal battaglione Vino, dal gruppo Arcoco, dal corpo delle donne seguito artiglieria della montagna. Saranno loro sulle note di quel rosso fiore che ci daranno il senso e la profondità di questa nostra terra. Oggi con la burrascata di ieri, dal Monte di Venezia e dai palazzi comunali della Marina soprattutto parlano e scrivono delle nostre economie. Come la mentira delle economie oggi può ammirare il sole specchia della nostra pratica, la vita vivere il nostro pratico areale dell'anno di arco. Un'emozione fortissima. Con i compagni della regione del Veneto, della provincia di Treviso, del comune di Conegliano e con tutti gli altri compagni delle nostre città decorati del Tagliadono e non decorati. Ecco la musica! Scortati dagli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante il dottor Malamazze, va ingresso in questa magnifica città, in questo magnifico corso dedicato a uno dei padri fondatori della nostra patria Italia, Giuseppe Mazzini. Fa il suo ingresso lo striscione che ci ricorda Conegliano centenaria e ci ricorda la grandezza dei nostri alpini del Cadore. Fanfara, brigata Cadore! Battono forti i tamburi, battono i tamburi imperiali, scandiscono il tempo, ritmo incalzante, batti forte sul tamburo! Applauditevi al ritmo ed ecco il nostro presidente di regione, benvenuto, qua sei a casa! Sono da Milena, saluta, di Nicola. Scorta con orgoglio il gonfalone della regione del Veneto. 7 sono le fasce che circondano il leone di San Marco, il simbolo della regione, con le sue 7 province. Con lui i consiglieri regionali, gli assessori della regione. Sale in tribuna e viene ricevuto con tutti i dovuti onori. Un unicum con le sue città, con la sua Oderzo, con la sua Motta di Vento,
con la sua Castelfranco, Montebelluna, Veneto, con le sue città, i suoi piccoli capoluoghi del cuore, le sue storie infinite, il suo amore e la sua gioia, tanto da essere la marca gioiosa e amorosa. Il gonfalone della città di Conegliano viene accompagnato dai rappresentanti dell'economia che si cristallizza su questi straordinari costumi. Grazie a coloro che danno vita allo spettacolo della Dama Castellana e grazie al sindaco di Vittorio Veneto. Grazie sindaco, con noi ancora anche oggi come rimoriamo a ricordarci il durissimo anno dell'invasione, a ricordarci il sacrificio della gente, al merito civile per quella gente. Ogni buca ancora oggi raccoglie un fiore, è una buca di cannone. Guardatevi i 17 comuni che danno vita all'area coneglianese e con i sindaci in pettore, l'unicum, oggi con voi i sindaci del Consiglio dei Ragazzi. Sono quell'idea di rinnovamento che passa attraverso le istituzioni, la capacità di rinnovarsi e di innovare. L'Italia che crede nelle piccole patrie, l'Italia che lavora in difesa giorno dopo giorno, che costruisce il benessere delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Voi guardatevi, grazie, i 92 comuni della Marca sono con noi, grazie, e i signori ufficiali, i comandanti oggi e ieri dei nostri valorosi e gloriosi. Uscire dalla dimensione del telefono cellulare, ovvero l'esaltazione dell'io, per abbracciare la dimensione del noi. Eccoli qua, giovani belli, il lavoro del nastro azzurro e poi ancora la scuola militare alpina, l'arma di cavalleria, di fanteria, di artiglieria, le insegne delle specialità in cui sono destinate le armi dell'esercito, le insegne della marina militare e dell'aeronautica, perché lo stendardo dell'UNIR, l'Unione Nazionale dei Reduci di Russia, lo stendardo del territorio sfruttato, evviva i nostri carabinieri! E ancora chi ci tutela e ci protegge, la Guardia di Finanza, anch'essa forza di sicurezza fondamentale dell'economia d'Italia. E ancora, l'artiglieria, guardatevi fieri con un motto in cuore, ferre amore, ferre o cuore, e i nostri lancieri, la sua penna dell'arma. Ed eccoli qua, con il loro passo, ecco i bersaglieri coneglianesi, potevano mancare? No! Nel 1981 organizzavano il 33esimo incontro nazionale dei bersaglieri. Oggi come allora di interpretare da tanti piumati eccellenza della batteria leggera il loro radicato e la loro radicata presenza nella nostra comunità. Vi dobbiamo un tributo di fede e di onore, le nostre sorelle crocerossine. Grazie per essere con noi a Conegliano, ma Conegliano è stata terra di sorelle crocerossine, così come è terra due componenti, una
la componente storica che ci ricorda la guerra fredda, sono la rappresentanza dei fatti in arresto che parla di transizione e di mezzi inarrestabili, come il famoso triciclo della Guzzi, inarrestabile, legati all'associazione CRCS, 5 ruote per conoscere la storia, appassionati cultori della meccanica legata alla e quella di Conegliano quest'oggi è una giornata baciata dal sole che rende merito agli organizzatori che oggi trovano complimenti. La storia degli alpini non lascia indietro nessuno. E negli automezzi che trasportavano i nostri becci opera non solo la storia degli alpini, ma ha saputo sottolineare i meriti degli alpini. Con lui c'era sugli noi la fanfara della brigata alpina Giulia! Della 15ª batteria sono i ragazzi che oggi come ieri hanno saputo dare brutti sparuti, ma in queste immagini si raccoglie e si riassume la storia dei nostri italiani all'estero, una storia fino alle grandi migrazioni della fine della seconda guerra mondiale, quando per portare a casa un pane si andava a lavorare all'estero essenziale, venendo dal Piemonte, venendo dalla Liguria, venendo dalla Toscana, venendo dall'Emilia, dalla Romagna. Le chiappe dei gruppi delle sezioni capo, un bellissimo campionato di forza, marcia delle rivalità partite dell'Abruzzo, in alto e fuori! Fortemente legati alla storia e alla tradizione che ci rappresenta anche all'estero, anche in Italia. E ora avanza la grande macchia colorazione, il loro tempo, le loro competenze, le loro passioni in modo volontario e gratuito. E con loro il coordinatore alle condizioni pandemiche, a scenari tra loro diversi per competenze, territorialità e specializzazione, le donne rappresentano con le loro divise un motivo di orgoglio per la nostra associazione. Grazie per quanto fate, grazie per essere oggi tra noi a Conegliano, a difesa dei nostri territori. Parliamo di una forza di 5.100 volontari su oltre 13.900 nazionali nell'ambito del raggruppamento e formarsi. Formazione, informazione, addestramento, corsi base, corsi specialistici, impegno costante e quotidiano. Fiscalità, laddove l'operare in corda, imbragati delle squadre specialistiche di alpinistica richiede delle passioni che partendo dalla tradizione a quanti si mettono a disposizione con il servizio d'ordine nello svolgere le attività preziose a supporto delle nostre manifestazioni. Si tratta di persone che davanti a voi la sezione dell'Alto Adige.
arrivano gli alpini di Bolzano, gli alpini di Bressanone, gli alpini di Merano, gli alpini di Bruni. Sono le valli di Soretina, sono le valli. Dove poteva essere il proprio caro. Guardate le fiamme numerosissime di una sezione che conta oltre 23.000 soci. E gli alpini di Rimini, e gli alpini di Trento, con le loro lunghe barbe, ci testimoniano ancora una volta, che gli alpini credono, ci sono e ci saranno, ci sono e ci saranno. La storica banda di Gemona, vive ancora nel cuore di questi veterani alpini, ci saremo al vostro centenario, una sezione ricca di storia, di tradizione, legata fortemente ai suoi reparti, all'8° reggimento. Gli hanno imparato a vivere insieme, sotto una cornice di cultura, di amicizia, la tradizione del canto, canto corale, catecismo fondamentale, che parla di colore blu, che ci dice queste linee nere, gli ultimi hanno potuto essere presenti, quella evidente a passare ora, italiana, il K2, salire sempre, legata a 73 gruppi, dove 195 sono gli armenti e gli alpini di Verona, idealmente Moncloso, 6 medaglie d'oro al valore digitale che ne prendono il vestito, portando la memoria, il legame con i dati dei propri soci, impegnati sul fronte della solidarietà attraverso una ricca vita serie di iniziative rivolte sempre alla trasmissione della alpini che dicono che il coraggio di ieri rappresenta la forza di oggi e ancor più la promessa del domani. Siamo Vico, il tenente Ferroni.
La forza motrice della Valle del Lagno era l'acqua. L'acqua muoveva le ruote idrauliche. In quella linea degli ossari, in quelle la connotazione del reclutamento fino portava sempre i giovani nei recanti, tornava sempre i giovani nei recanti a prestare servizio, magari spopolando, ma tornando a casa, di sottolineare spopolando, ma tornando a casa, di sottolineare questo passaggio con la fanfara. Non riusciamo a clato con la fanfara, non riusciamo a comprendere esattamente se sono i congedati della fanfara Cadore, e con l'orgoglio di battere il Ponte Caturo, con l'orgoglio di suonare per tutti noi e suonare tutta la musica, accompagnano di paesate, il nostro patrimonio delle nostre donne alpine, sorelle, spose, mamme di alpini, eccole qua, gridano orgogliosamente, sono costituite e con noi dentro, perché questa marostica è la marostica degli alpini, in altri cuori, su questa vita del merito, di elettore dell'alpino. Con il consiglio direttivo, con i suoi e vedi noi d'Italia, che ieri erano gli alpini sulla frontiera, erano gli alpini al fronte, oggi sono i nostri ragazzi. E questo siamo noi si incarna negli striscioni portati dai ragazzi dei capi scuola, che ci fanno capire della promozione della storia e della cultura di un territorio. Si tratta di una sezione composta da persone serie in Italia, ci voglio tornare, tu sei la mia patria, sei la stella che abita il destino. La mano ed un battì d'amore, la mano ed un battì d'amore. Che conosce il della parola guerra, diventata della parola guerra, diventata atmosfera, il servizio, Bassano, città di servizio, Bassano, città degli alpini, Bassano, città del Monte, monumento degli alpini, Bassano, città del Monte, monumento iconico, uno dei pochi che è entrato nel novero, i donatori di sangue, oggi a distanza di 70 anni vive ancora, vive delle proprie donazioni, della propria forza, vive del proprio si è pensato che ormai la nostra società non avesse più la forza, non conservasse più la tradizione e l'esperienza. Speranza, tema l'esperienza, speranza, tema guida della nostra annata nazionale di scienza e superando la nostra annata nazionale di scienza e superando le distanze alpini rappresentano le cose incredibili e stabili. E quindi la nostra presenza definisce in maniera chiara queste nostre sezioni. Ebbene, la sezione alpini di Padova, con il proprio impegno e con l'aiuto dei di Padova, con il proprio impegno e con l'aiuto dei soci che rappresentano la forza della sezione e dei giovani. Un esempio che le penne nere della sezione alpini di Padova portano avanti con orgoglio.
Vene Nere che non dimentica un grande legame che le unisce alla loro storia, una storia che non può essere dimenticata, dispersa, barattata o svenduta. Testimonianza concreta dell'operosità dei propri iscritti. Iscritti che si identificano anche nel gruppo degli amici degli alpini, che testimonia la totale e completa condivisione valoriale. Vi ringraziamo per la vostra presenza e per quanto sapete fare. Pensiamo alle molte attività del centro studi, agli incontri nelle scuole, alla volontà di portare avanti anche con l'impegno che ha visto il successo di una nutrita presenza di Vene Nere in territorio di mare. Un bellissimo legame che solenizza ancora di nuovo l'icona della Madonna del Don con la donazione dell'olio e la cerimonia di ricordo. Si tratta di un esempio concreto di memoria promossa e custodita a tutto tondo. Il Cadore, là dalla Gattoi, passando per le tre cime, andando per le tre cime, andando in Groda Rossa al Ballon Popera, in Groda Rossa al Ballon Popera, scendendo giù, poi i Fruglioni, e poi quel ponte di Fruglioni, e poi quel ponte Palombino e quel ponte Palombino e quel ponte Cernà che hanno visto il sacrificio degli alpini, e poi questi ragazzi di Magenta, quell'uomo sacro di partecipare a cavallo, dove ci sono delle memorie, del risorgimento italiano e delle istituzioni, la capacità di comprendere dal vivo, cosa serve a quella gente, forse una nuova galleria delle nostre montagne, è la provincia di Belluno, la provincia più bella, più bianca, più sportiva, più sportiva, più bella e innamorata del mondo. Oscar del Pellegrini. Grazie Oscar per essere con noi, è il presidente della provincia. All'unisono, popolo d'Italia, su le mani, popolo d'Italia, su le mani, dagli alpini. Che stava e che spera di ritrovare l'amore. E l'amore per il proprio territorio
impegno per le proprie comunità si destina a fare dei considerati delle brigate prime. E ancora il 7 settembre con le attività dedicate al raduno del Sapete venga la vita sul paradiso, come non si andare ad anche il sorriso, venga la vita con qualche sessione di fattoriale, quella sessione che nel monte io il simbolo della nostra montagna e del nostro piave. Iago Montigo, là su quelle madrini, su quei sassi del piave, là con sempre pronti a pulire quando sono anche gli altri a farla. E che questa è la terra del piave, ecco per vincere oggi nel completo, ecco qua, una volta si diceva che tutti i mari, tutti i monti, e noi continuiamo a dire se tutti fossero come gli alpini di Treviso, se tutti fossero come i ragazzi della Fanfara di Maser, se tutti fossero come questi dirigenti, come questi consiglieri, se tutti fossero come questi amministratori. Ecco a voi la famiglia alpina di Treviso, spicca tra tutte la medaglia d'oro di Enrico Reginato e da parte sfida con il presidente, sfida con il consigliere nazionale Bassetto, sfida con i delegati, sfida con i consigli della sezione, Lucio Gatti, sfida con il Treviso in testa e con il presidente della provincia di Treviso. Benvenuti sindaci! Una penna nera! Posa i nomi tanti valorosi, continua a distinguersi per essere generatrice di esilio e di prigionia in Unione Sovietica. Genera l'anima al pensiero delle tante madri che a lui andavano a chiedere notizie. E guardateli, non finiscono più ordinari. Una sfilata con Legnano per ribadire come le istituzioni trevisane come Legnano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Treviso diventano forti e unite, diventano l'unica grande famiglia alpina. E il cappello che deve chiuso, la figlia una segnalato. Alpini della Marca Trevisana, un territorio ricco che tocca Asolo, che tocca Casale Giustine, e molte altre comunità.
delle penne nere viene riconosciuta, amata, apprezzata, di non disperdere il bagaglio di valori, di emozioni e di tradizioni che quel cappello portato orgogliosamente incarna. Dove incarna. Non può mai essere sporco, perché non può mai essere sporco, perché profuma di impegno, profuma di impegno, profuma di solidarietà, profuma di una presenza di solidarietà, profuma di una presenza costante e capillare, tenere, mettono in atto, perché sono capaci di incarnarlo anche nella realtà associativa, una realtà associativa che tocca il volontariato donandosi letteralmente nel 14° percorso della memoria. Un'attività messa in campo per mantenere viva e vitale la memoria dei fatti accaduti. Ci sono a portarla anche per testimoniare quell'impegno di donare il proprio entusiasmo, il proprio tempo per donarsi alla collettività attraverso una miriade di iniziative legate alle istanze degli attivi, quello di donarsi alle proprie comunità, donando il sangue, donando gli organi, promuovendo la ricerca, mettendo in atto una campagna di sensibilizzazione per creare un senso civico diffuso e condiviso nella popolazione. Giovani che devono essere testimoni e soprattutto eredi di questo bagaglio valoriale stesso. Treviso che cultura alpina, cultura dei semplici. Treviso oggi è una città museo, ma con grandi istituzionali musei c'è anche il Portello Sile. Là sono piccole rappresentazioni, le rappresentazioni della trevigianità, le rappresentazioni della vita culturale minore che tra arte e artigianato sublima l'ingegno dell'uomo. Al Portello Sile si costruisce e si promuove la cultura semplice degli alpini, così come ad Arcade con la presentazione del premio letterario Parole attorno al fuoco si promuove la cultura grande, la letteratura aulica del mondo degli alpini, non solo del mondo degli alpini, ma del mondo della gente che vive la montagna, perché oggi tra le pieghe, tra i tanti che sono sfidati, non sono mancati coloro che hanno ricevuto il premio fedeltà alla montagna, premio istituito oltre 50 anni fa dagli alpini, anche con gli danesi, in modo particolare dal tempo dei tesori di Pinocchiesi, fare con enorme attiva intelligenza individuò uno degli elementi che avrebbero potuto dare continuità a quell'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Alpini che parla di promuovere la vita e la cultura sulle nostre montagne. Quel premio anche con gli danesi, quel premio è sfidato in queste fila, è sfidato tra questa gente, è sfidato tra i tanti che oggi onorano questa nostra bella realtà, onorano questa nostra vicinanza, questa amicizia che lega Treviso, lega Valdoviano, lega Conegliano, a chi ci lega alla città della vittoria, ci lega a quel bosco delle Pendemonte che è un inno verde alla vita, è un inno che cresce e che spetta ed è la prova provata che va con un albero piegato c'è una foresta che cresce. Se il
questo mondo la visione di Vittorio Veneto. Con il presidente gestionale, il coordinatore nazionale della protezione civile, accompagnano il cappello di uno dei nostri vecchi per non dimenticare su quel cappello c'è chissà cosa ha costruito quel cappello con attraverso le mani e l'intelligenza della persona che lo portava. I sindaci alpini, i sindaci di queste città, di questo areale, la terra di Vittorio, la terra mesulana, la terra della Valle Piscina, la terra della Marzana, eccoli qua con il gonfalone dell'ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, con l'insegna del Bosco delle Pene Mosse, l'insegna dell'Aspe, con le chiame dei gruppi, con il sordo battito dei tamburi imperiali che scandisce il tempo del lavoro di questa gente operosa, il tempo cosa è la fatica dell'Alpe, di chi ha il nome di un bellissimo rinfuso che custodisce e si chiama Città di Vittorio Veneto. A Praderano si chiama Septimer Doppler Alpino di Luca, sopra l'Alpe di Piane si chiama Codo Brugher. Con i suoi cori, il coro Anna di Vittorio, il coro mesulano, il coro Pollivana, una realtà che vive la musica con i suoi concorsi internazionali, concorso per cori, concorso per nuovi canzoni, concorso per violino, concorso per cantanti di musica classica, di musica d'opera. Vittorio Veneto che si muove al ritmo della cultura, al ritmo delle campe alpine. Vittorio Veneto che si muove anche grazie alla generosità di una istituzione che rappresenta il credito cooperativo, rappresenta un gruppo, rappresenta una storia, oltre 130 anni radicati nel territorio. Banca Preati Sabbiano che sostiene insieme a Cassa Centrale Banca le nostre vite realtà, i nostri gruppi, i nostri valori, la nostra gente, la nostra economia. E noi crediamo in questa realtà, gli alpini credono in questa forma di sostegno, in questo agire positivo, in questa revisione dell'economia positiva. Noi crediamo nei valori del credito cooperativo e al credito cooperativo vogliamo ritornare. Grazie a questo credito abbiamo realizzato la scalinata degli alpini. Grazie a questo credito oggi festeggiamo il centenario degli alpini di Conegliano. Grazie a Carlo Antiglia, grazie al Consiglio di amministrazione, grazie agli alpini che credono e sostengono questa forma fondamentale di economia del territorio. Grazie a voi alpini di Vittorio Veneto che sfidate silenziosi e numerosi a testimoniare la continuità e la vicinanza a quella che è la storia e la vita della nostra gente. Grazie a voi che nel cuore dell'alpino portate una stella splendente, un augurio di pace, un canto che ascende. Il monte è il nostro altare, la neve la nostra croce, la nostra fede è forte, la nostra vita è pace. E nel cuore dell'alpino un fiore di montagna, un augurio di forza, un canto che non svanisce. Nel cuore dell'alpino il vento è il nostro richiamo, il sole il nostro amore, la nostra speranza è viva e la nostra anima è pace. Nel cuore dell'alpino un canto si leva, un augurio di gioia, un canto che non tramonta.
cielo è il nostro tetto, la terra il nostro greco, la nostra unità è forte, la nostra anima ancora una volta reclama la pace e reclama la storia. Dal Pino De Luca 1992, sede di requisizione dei muli alla brigata Minacciatore, combattendo pugnacemente con i gestori delle macellerie dell'Alto Adige, acquistava 1-1 i muli dei dissolti reparti della brigata Cadore. 1-1 li portava a casa e così nasceva il mito iroso, il mito del grande mulo entrato nell'immaginario collettivo della gente, dalle Alpi agli Appennini, dal centro Italia alla Val d'Aosta, al Friuli, il mulo protagonista della dura vita di montagna, il mulo protagonista di quella vita di fatiche, dei carbonai, delle tacchiere, chi va a raccogliere il legno, chi portava giù dal bosco dei Reni i grandi pacci per Venezia, da chi con le mani dure e nodose guardava al bosco come alla propria risposta di vita, ai cipri di Capoleri, ai Zipper, a quel popolo eroico di Venezia che tra l'altro e la nostra terra Castiglio ha vissuto e ha fatto grande la nostra economia. Sorvolano gli aerei storici della collezione Jonathan, della collezione di Francesco Donato, sorvolano oggi nei giorni del solstizio, sorvolano la città di Conegliano. Eccoli di nuovo, eccoli pronti a lasciare la scia tricolore in questo viale Martini che si accinge a raccogliere e a ricevere gli attivi della sezione della città testina che compie proprio il centenario e vive con intensità questo straordinario raduno del terzo raggruppamento. Fumi tricolori, fumi per noi e applausi per l'attesa. Certo, dobbiamo non sono ancora arrivati, ma è il momento, signore e signori, ospiti di autorità, è il momento. Non sento l'applauso per i nostri vecchi, i nostri Bossa che hanno lavorato per un anno intero. Storica scena. Questa è la famiglia degli amici, la nostra famiglia, siamo tutti noi. Gruppo Conegliano, battaglione battagliamento e lo striscione che ci riconduce e ci collega ai fili territorialità, la corrente forte. Signori sindaci, prendete per mano i vostri sindaci dei ragazzi, stringete la mano, fate sentire il peso delle ragioni. Le fiamme dei nostri 30 gruppi, i nostri capogruppo, la fanfara della sezione di Conegliano, batte e piange ricordando i suoi ragazzi, ricordando chi ha suonato ieri, chi suona oggi, ricordando che con la sua fanfara, sei con la sua fanfara, il tuo clarino suona, canta il tuo coro, sulle nostre comunità UNESCO, corre sulle nostre strade, corre sui nostri luoghi sacri, corre là dove Pietro Masetta abitava, corre come Speranzone e Anna,
la penna nera, fa cultura con il suo museo, fa cultura con il suo museo dove c'è la necessità di ricordare e non di ricordo. Arrivano tutti quei nomi che abbiamo nel nostro cuore e nelle nostre menti e non riusciamo a citare, e allora il colonnello fa la lunata degli occhi, signor colonnello sarà, e camminando sulla montagna in prima linea vi si è apportato, e quando vedi gli anni di un duro in mezzo al freddo da far passare, ascoltando sempre le sue parole, sacrificarsi ma non volare, e i suoi alpini che manda a dire che non deriva il pan e non deriva il vino, e il colonnello che dà risposta, questo non è niente, ma i pezzi alpini. E un altro mese stipenzi alpini, case di turno senza volare, e ogni giorno i greci da cava senza essere mai buoni che passare, e i suoi alpini che vanno a dire che manca pochi sovraetà, e il colonnello suda loro, niente paura, eccomi qua, e la mattina se leva il sole e le montagne agganciano al colonnello con i pezzi alpini, tutti erano morti, ma tutti gli erano tutti gli alpini, 100 anni, alpini vecchi, alpini mossa, tutti oggi sfidano insieme con voi. Sfida Maggio Antarui, sfida Angelo Antoniazzi, il nonno degli alpini, sfida Toni Copre con la sua licenza umana, sfida Alfredo Capodalorto con la sua Grecia Albania a ricordarsi il glorioso nome del fascismo.